Favara, al Castello Chiaramonte, su iniziativa del Centro Culturale Renato Guttuso, presieduto da Lina Urso Gucciardino, si è svolto il convegno La donazione degli organi, un atto d'amore. Il Centro Culturale Renato Guttuso, fin dal suo nascere, è stata sempre un'associazione culturale volta al sociale. Infatti abbiamo avuto sempre sensibilizzazione verso i problemi sociali, soprattutto inerenti alla salute. Infatti siamo stati, i primi che abbiamo parlato di AIDS quando quasi non si conosceva. Da 25 anni siamo delegazione AIRCI, quindi oggi apriamo alla donazione, perché secondo me è il massimo. Donare, la donazione significa amore, significa solidarietà, significa altruismo, perché dare la vita a chi la sta perdendo penso che è l'atto più bello che una persona possa fare. Quindi il Centro Guttuso è impegnato appunto da sempre, non poteva non portare avanti questo problema, che deve essere sentito da tutti in maniera imperante, perché è un problema sociale, un problema culturale, un problema umano. E io tengo a precisare che il convegno di questa mattina non è un fatto a sé, perché è un impegno che porteremo avanti negli anni, tant'è che la Mimosa d'Oro quest'anno affronterà il problema donazione, per dire che è un impegno grandissimo per noi, e io ringrazio tanto veramente i relatori che oggi sono qui con noi, e un grazie particolare, permettetemelo, per Enzo Vella e Totò Urso, due persone che sono rinati e di questo ne hanno fatto un baluardo, e sono proprio delle persone che in maniera incessante e minuziosa fanno sì che ci sia la sensibilizzazione alla donazione, che ci sia veramente una cultura della donazione. I tempi adesso stanno cambiando, come abbiamo visto negli ultimi 2 anni c'è stato un cambiamento a livello regionale sia con la donazione degli organi ma anche col numero di trapianti, e questo che è l'inizio di un futuro che sta veramente cambiando anche con la motivazione delle persone stesse, proprio anche dall'aspetto culturale. La nostra realtà sta anche questa evolvendo, e oggi naturalmente nella presentazione ne parlerò e accennerò anche di questa evoluzione. Che l'evoluzione dei trapianti non è tanto andare a creare nuove tipologie di trapianti, ma andare a migliorare quello che è il trapianto e le prospettive del paziente stesso, con delle tecniche mini-invasive, quindi cercando di trasformare questo intervento in un intervento quanto meno possibile invasivo e quindi con migliori risultati nel dopo. L'orgoglio del Centro Regionale Trapianti della Sicilia è aver consentito che tutta la rete, tutte le professionalità insieme, in piena sinergia, potessero portare i loro frutti e consentire veramente un incremento del tasso di donazione, una riduzione del tasso di opposizione alla donazione degli organi che era stato registrato negli ultimi anni. Noi siamo entusiasti del lavoro svolto da tutta la rete, soddisfatti, bisogna andare avanti così, abbiamo gli strumenti, bisogna crederci e non fermarsi. 30 anni fa abbiamo costituito la sezione AIDO di Agrigento ed è stata una grande cosa, perché ci siamo occupati di sviluppare la cultura della donazione. Io ho partecipato a diversi momenti anche di prelievi di organi come equipe ospedaliera ed è una cosa importante. Il dono è vita, il dono è amore e bisogna cercare assolutamente di sviluppare questi concetti. In campo della donazione il Comune di Favara, uno tra i primi ad adottare la carta d'identità elettronica dove si può inserire "io sono donatore". Sì, assolutamente sì, l'abbiamo voluta grazie soprattutto al conforto e allo stimolo da parte dell'AIDO di Favara, che si è sempre impegnato. Abbiamo la possibilità per chiunque voglia, chiunque possa andare presso l'ufficio di Stato civile a chiedere quindi il nuovo documento elettronico e inserire all'interno dello stesso documento la dicitura "io sono donatore". Quindi una grande possibilità di riscatto e anche di stimolo per i cittadini qualora volessero appunto fare questo atto di generosità. Abbiamo visto come nel territorio e le testimonianze ci sia stata davvero questa grande voglia di generosità. Non dobbiamo pensare soltanto alle tragedie, ma anche alla possibilità di dare vita, quindi alla possibilità di rinascere. Noi abbiamo diversi testimoni che ogni volta, in ogni occasione, ci dimostrano come è possibile ridare vita e quindi ripensare come a rimodulare quella vita e aiutare gli altri. Un
grande senso di solidarietà e di stimolo quindi per il futuro. Io mi auguro che tutte le persone che andranno quindi a fare questo nuovo documento siano sensibili a questa azione e quindi possano partecipare attivamente. So infatti da dati ufficiali che c'è stata un'ampia partecipazione, quindi che sia da stimolo per il futuro e quindi con la possibilità che si possano avere più donatori per il futuro.